Pace e bene, fratelli e sorelle, a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il nostro santuario di San Leopoldo a Padova. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la Santa Messa con il canto Tutta la terra canti a Dio, numero 2 del libretto dei canti. Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà, canti la gloria del suo nome, grande e sublime santità. Dicano tutte le nazioni, non c'è nessuno uguale a te. Sono tremendi i tuoi prodigi, nell'universo tu sei re. Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù. Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà, ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Vogliamo celebrare questa Eucaristia ricordando San Biagio, vescovo e martire del IV secolo, vescovo a Sebaste in Armenia, dove subì il martirio. È figura molto venerata nel mondo contadino anche per le guarigioni che gli furono attribuite. Ma domandiamo al Signore che guarisca anche ognuno di noi attraverso la sua misericordia dalle nostre miserie, dai nostri peccati che riconosciamo e confessiamo. Pietà di noi, Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, il popolo che ti invoca. L'intercessione del martire San Biagio ottenga da te pace e salute nel tempo presente e l'aiuto di giungere alla gioia dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone andò a Gabaon per offrirvi i sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo con cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso?» Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita». Parola di Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via, osservando la tua parola? Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora
andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Chiedimi ciò che vuoi e io te la concederò. Che cosa possiamo domandare al Signore? Normalmente chiediamo i miracoli. Ma quali miracoli? Il pagano e il miracolo è che Gesù faccia quello che io gli domando. Per un vero cristiano il miracolo è poter fare la volontà di Dio. Non che il Signore faccia quello che io voglio, ma che io possa compiere ciò che il Signore, compiere la sua volontà. Ecco Salomone che domanda discernimento per poter fare la volontà di Dio, per poter mettere la sua vita al servizio dei fratelli. Insegnami, Signore, il tuo amore, insegnami la tua via, insegnami la tua volontà. Così abbiamo pregato. E il Vangelo dice: venite in disparte, riposatevi un po'. Erano pieni di lavoro, non avevano neanche il tempo per mangiare, ma il Signore viene incontro alle esigenze anche materiali dei Suoi. Vieni in disparte, riposati, lo dice anche a noi. E il riposo nostro è proprio incontrarlo nell'Eucaristia. È un momento di riposo, è un momento di grazia, è un momento in cui incontriamo colui che ci ama per essere aiutati e per ricevere forza per continuare la nostra opera di cristiani. Siamo qui per questo, il Signore ci ha invitato. Venite in disparte, riposatevi un po'. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto lei sempre il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando l'altare, la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, il sacrificio che presentiamo al tuo santo altare nella memoria di San Biagio, perché a noi ottenga il perdono e renda onore al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Antonio, Maria, Rita e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, San Biagio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà, Agnello di Dio, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. o Signore, non sono degno di Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione
il tuo popolo in cammino, numero 76. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Preghiamo. Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che sull'esempio di San Biagio professiamo la verità in cui Egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della Tua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E durante il canto finale vorremmo fare, per chi vuole, la benedizione della gola, con una preghiera che ci aiuti a entrare. Noi ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che hai creato l'uomo per la gioia e la vita immortale e con l'opera redentrice del tuo Figlio lo hai liberato dalla schiavitù del peccato, radice di ogni male. Benedici i tuoi figli che nella piena adesione alla tua volontà ti invocano mediante l'intercessione di San Biagio, perché, preservati dal male di gola e confermati dalla grazia del tuo Spirito, glorifichino in parole e opere il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. E per l'intercessione di San Biagio, vescovo e martire, il Signore vi liberi dal mal di gola e da ogni altro male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Numero 158.
Vergine, salve o dolce Madre, in te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, tu giardino del paradiso, soavissimo fiore. Tu sei trono altissimo, tu altar purissimo, in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. Paradiso mistico, fonte sigillata, il Signore in te germoglia, l'albero della vita. O sovrana semplice, o potente umile, apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. Sia lodato Gesù Cristo.
Salve